Buongiorno, anche oggi come l'altra volta e le prossime volte per l'eternità sono solo e mi fa piacere chiamare questo piccolo angolo televisivo il silenzio del press. Per chi non lo sa, il press indica presidente, così tutti mi chiamano, anche se non è una cosa carina. Press sembra più un oggetto tecnologico da prendere in un grande magazzino, ma tant'è. Passiamoci sopra. Oggi vorrei parlare dello straordinario efflato dell'umanità nei confronti di chi opera. La cosa straordinaria è riuscire a poter fare delle cose con dei risultati e avere delle risposte ovviamente plaudenti. Il popolo applaude. Ma ci sono dei momenti nella vita in cui in questa navigazione a vista, come è l'avventura del calcio, può esserci una tempesta, un fulminetto, il mare un pochino agitatino, tutte queste cosette che fanno parte della vita, ma il tuo grande conforto come uomo, e in questo caso come press, è verificare che la risposta di coloro che ti osannavano quando facevi i risultati rimane la stessa. Quindi che significa questo? Significa amore, grazie di questo amore, è la cosa più bella della vita, forse l'amore vince su tutto. Io infatti ieri, intervistato da un giornalista di Rete Oro, e potete trovare l'intervista sui siti internet di varie categorie, di varie specie, ho dichiarato che proporrò alla Lega di cambiare un piccolo protocollo. Quando i giocatori si salutano al centro del campo e si danno la mano, notate bene, non si guardano negli occhi, non si salutano, tranne qualcuno che magari è più timido o ha più voglia di manifestarsi, però in realtà stanno già pensando a quanti e quali calci daranno. Allora, signori della Lega, carissimi amici sconosciuti, perché non vi conosco e questo mi dispiace, mi piacerebbe conoscervi tutti a partire dal vertice arrivare fino alla coda. Perché non facciamo in modo che i giocatori si bacino appassionatamente? Perché in quel caso sarebbero costretti a manifestare esattamente qual era il loro rapporto nei confronti dell'avversario. Questa festa straordinaria di baci, bacetti, questo giornalista ha scritto i famigerati bacetti del press del Monterosi, che sono sempre io, il press, l'oggetto tecnologico da manipolare così come uno desidera. Non so che cosa io stia dicendo, certamente ve la dico con il cuore, con quell'amore che secondo me è la cosa, il motore dell'universo. Mi pare che lo dicano anche tutte le religioni, di qualsiasi categoria e fede, di categoria in senso serie A, serie B, serie C, perché ci sono vari tipi di categorie anche a livello religioso, dipende dalla quantità di fedeli. Quindi, signori, di cosa stiamo parlando? Non lo so neanche io, dovremmo parlare di calcio, ma perché il calcio è la vita, quindi anche parlando della vita stiamo parlando del calcio per tutti quei momenti che accadono durante la settimana, durante gli allenamenti, nelle chiacchiere dei tifosi al bar e poi la domenica nello stadio, la presenza anche dei bambini che ci accompagna, questi bambini sorridenti e meravigliosi. Stiamo parlando sempre del calcio e per un attimo, solo per un momento, decidiamo di parlare praticamente, perché domani noi incontriamo l'SFC, non ricordo mai, Atletico, che poi, se ricordo bene, è la fusione di 2 o 3 società e si gioca a Fregene. Questo già crea scompiglio nella testa di coloro che partecipano, perché dove andiamo a giocare, contro chi, non si sa, e dicono comunque che è una grandissima squadra. E allora noi vedremo domani chi ha quadrato il cerchio. Forse per noi è più facile, visto che abbiamo un tal Quadrano e un tal De Cerchio, quindi la cosa stranissima è che cosa ne uscirà fuori. Io mi auguro come sempre che sia una bellissima partita, che gli arbitri, indipendentemente dai piccoli errori che sono evidenti, facciano il loro dovere come sempre fanno, e quindi ancora una volta posso dire soltanto viva l'Italia, viva le persone di buona speranza, di buona digestione, perché questo è importantissimo, la digestione, non possiamo dimenticarcelo. Come mai non succede mai nei film importanti dove c'è l'eroe non ha mai bisogno di fare un bisognetto? È strano,
E basta che è molto divertente che un arbitro, ma solo per un fatto proprio di comicità di vita, avesse all'improvviso bisogno di andare al bagno. Ma sarebbe così un sipario, un entr'acte, come si dice in teatro, un deus ex machina, insomma una cosa che non succede mai, ma solo per sdrammatizzare quello che è un gioco e non è una guerra per dincipacco, per dindirindina. Avevo tante altre cose da dire, ma purtroppo io non so quello che dico, esce. Come vedete, Mercurio in me si agita prepotente come dentro un termometro e mi fa avere sempre la temperatura a 52 gradi che poi sul termometro non esiste. Quindi io sono un uomo catalogato per quello che non esiste. E che cos'è questa cosa che non esiste? Ah sì, la serenità, la pace, specialmente nel gioco del calcio. Questa è una cosa veramente che mi piacerebbe tantissimo. Un caro abbraccio a tutte le famiglie, le mamme, le figlie, le nonne, le zie, i cugini, i nipoti della nostra famiglia della scuola calcio, dell'agonistica, e che questi bimbi crescano bene, felici, ben nutriti e con le idee giuste che facciano riferimento a un senso etico dell'esistenza, perché se no nel calcio che ci stiamo a fare? Hello!